Una seconda nave in arrivo in Sicilia dopo la Rubettino, predisposta dal Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno per accogliere i migranti che devono osservare la quarantena e che sbarcano ormai quotidianamente presso l'isola di Lampedusa, così come ci ha anche confermato il sindaco Martello nel corso di una lunga intervista rilasciata a TVA. Un momento difficile quello che si sta vivendo alle isole Pelagie, sia per l'emergenza Covid che per l'arrivo degli immigrati, che per un futuro molto incerto dovuto alle restrizioni per contrastare la pandemia in atto. La situazione, diciamo, sta tornando verso la normalità, per così dire, nel senso che stamattina sono partiti quelli che erano all'interno dell'hotspot e che hanno fatto i tamponi dopo la quarantena e sono risultati tutti negativi, quindi 110 sono partiti stamattina, 77 sono partiti oggi pomeriggio con delle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, e 108 sono stati messi all'interno dell'hotspot e quindi il resto è sul molo Favaloro che attende di essere trasferito domani mattina. Per il resto l'emergenza come è stata vissuta nell'isola? L'emergenza l'emergenza è dovuta intanto al coronavirus. Nel senso che si tratta di fare rispettare i decreti che sono stati approvati nei confronti di rispetto sia nei confronti dei migranti sia nei confronti anche dei cittadini di Lampedusa. I provvedimenti sono fatti solo ed esclusivamente per questa emergenza da Covid-19. Giustamente ognuno di noi deve rispettare le regole. Per questo è stato chiesto la nave che dovrebbe venire a Lampedusa, perché mi hanno comunicato dal Ministero che la gara d'appalto è stata fatta, quindi credo che entro domani chiuderanno le buste e faranno insomma le cose che riguardano una gara d'appalto, e poi dovrebbe entrare in servizio questa nave che farà da spola tra Lampedusa e Pozzallo per il discorso che chi arriva spontaneamente sarà messo in sicurezza per la quarantena. Il problema come la stanno vivendo i cittadini di Lampedusa, la paura c'è, perché da un lato lo dimostra anche il fatto, i numeri, a Lampedusa non ci sono stati contagi da Covid-19. Abbiamo avuto un solo caso di una persona che è venuta a Lampedusa da Bergamo e che comunque è sotto controllo, e quindi stiamo aspettando l'ulteriore tampone perché venga, come si dice, dichiarata guarita. Poi per quanto riguarda il resto c'è una tensione sociale dovuta al fatto della ripartenza. Se ci sarà una ripartenza dal punto di vista economico, lì i problemi sono seri, la gente, come si dice, è preoccupatissima, perché ancora oggi non c'è la consapevolezza da parte del governo di considerare Lampedusa una cosa diversa per come può essere la Sicilia o per come può essere l'Italia. Dal punto di vista turistico, considerate che il 90% delle persone che arrivano a Lampedusa arrivano con gli aerei, e le regioni e le persone che arrivano a Lampedusa vengono dalle 4 regioni dove sono stati più contagiati. Diciamo, mi riferisco alla Lombardia, al Piemonte, all'Emilia Romagna, al Veneto, non sappiamo quando loro ripartono, se vanno in ferie o meno, ma il problema critico è come devono viaggiare gli aerei. Siccome secondo me ancora in Sicilia non c'è la consapevolezza anche da parte del governo di capire praticamente come faranno, se ci sarà una riapertura, ad arrivare a queste persone, quindi non vedendo nulla all'orizzonte, io ritengo che sarà molto duro per Lampedusa se non saranno presi provvedimenti economici seri nei confronti delle attività imprenditoriali, ma anche nei confronti del tessuto sociale di Lampedusa. Abbiamo alla fine avremo che ognuno svenderà le proprie attività, come dice la Lamorgese, il ministro degli interni, alla gente del malaffare.